sta cambiando la mobilità a Catania? Quali sono le trasformazioni in atto e quelle a breve termine? E poi l'ambiente? Ci stiamo attenti? Ne parliamo con l'amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia, che ci illustra anche i nuovi servizi di sharing. Abbiamo fatto un ragionamento molto semplice, che Catania è una importante città metropolitana e quindi non poteva non avere i servizi come tutte le altre città. Per questo abbiamo voluto subito attivare un nuovo servizio di car sharing. Ebbene, dopo 2 anni il servizio è molto fluito, ci sono migliaia di utenti e sono orgoglioso di aver potuto dare assieme all'azienda un servizio in più ai cittadini. Dottore, ma invece per chi ama le 2 ruote e il movimento? Abbiamo voluto completare l'offerta di servizi di mobilità condivisa con il bike sharing. Anche qui Catania mancava di questo tipo di servizio, presente in tutte le altre importanti città metropolitane italiane ed europee, e per questo abbiamo, grazie a dei fondi comunitari, implementato ben 38 ciclostazioni all'interno della città, e che sarà uno sprone importante anche per portare avanti le cosiddette piste ciclabili. Dottore, mi scusi, io le devo chiedere una cosa che mi sta particolarmente a cuore, ma le aree pedonali a Catania le vogliamo migliorare? C'è un'iniziativa da parte vostra anche in questa direzione? Siamo nell'area pedonale di Via Etnea a Catania. Da quasi 20 anni le aree pedonali erano state istituite, però purtroppo mai effettivamente presidiate. Da qualche mese, grazie all'installazione dei varchi elettronici e al controllo delle telecamere intelligenti, siamo in grado di far presidiare H24 queste aree per evitare che chi non ha titolo possa accedervi. Dobbiamo consentire ai cittadini di poterne fruire liberamente senza la necessità di dover schivare auto o altri mezzi che camminano senza titolo. Dottore, ma quindi anche la lotta alla sosta selvaggia? Molte volte assistiamo a auto in doppia fila o auto che ostruiscono i posti anche riservati ai soggetti diversamente abili. Dopo 20 anni abbiamo acquistato nuovi 6 carro attrezzi che quindi saranno più presenti sulle strade e aiuteranno il corpo di polizia locale a far rispettare le regole. Aiuteranno anche i nostri ausiliari del traffico che potranno supportare i poliziotti municipali nel far rispettare tutta una serie di violazioni che invece devono essere ovviamente non consentite nella nostra città. Dottore, lei sì che mi dà belle notizie e avrei ancora una marea di domande da farle, solo che l'autobus sta partendo, quindi alla prossima.